Completamente allagati fino a lunedì scorso i campi di frumento che vedete alle mie spalle. La pioggia intensa aveva fatto scattare l'allarme qui da mercoledì. La situazione è tornata alla normalità, nessuna preoccupazione neppure per quanto potrà accadere nei prossimi giorni. Ma una settimana fa, in questa vasta area della Bassa Padovana, tra i comuni di Piacenza d'Adige, Masi e Castelbaldo, l'idrovora San Felice pompava a pieno regime tentando di drenare l'acqua che già aveva invaso le campagne nel fiume Fratta Gorzone. Le precipitazioni hanno toccato soglie nelle 24 ore di 130 mm, sommate alle altre precipitazioni degli altri giorni siamo arrivati a 200 mm, quindi l'impianto San Felice che abbiamo alle nostre spalle ha funzionato 24 ore su 24 da mercoledì fino a domenica. Lunedì in prima mattinata eravamo riusciti a mettere in salvo il territorio circostante. 2500 metri cubi d'acqua al secondo con le due pompe in funzione, tanto riesce a drenare questa idrovora, una delle più vecchie del consorzio, dove in caso di allerta i turni di guardia del personale coprono le 24 ore per controllare il deflusso nel Fratta Gorzone. Qui il livello dell'acqua non può salire oltre il livello di guardia di 9,10-9,20 metri, quando, in base a un accordo siglato con Regione e Genio Civile, le portate immesse nel fiume devono essere dimezzate. Un sistema di gestione delle acque che ha fatto passi da gigante. Una grossa mano arriva anche dal telecontrollo, in cui la Regione Veneto ha ulteriormente investito dopo la grande alluvione del 2010. I veneziani hanno costruito questo fiume nel 1500, l'hanno scavato nel 1500. Noi facciamo bonifica da quegli anni là, di lavoro di concerto con la Regione, con il Genio Civile e con gli altri consorzi. Anche questi protocolli di intesa che abbiamo appena siglato 5-6 anni fa servono per prevenire queste emergenze. E la settimana scorsa eravate tutti qui? Sì, la settimana scorsa eravamo tutti qui in maniera tranquilla e pacata, ma il nostro lavoro lo facciamo fatto bene.